L'abbiamo inseguito su Instagram, l'abbiamo intervistato però via telefono, quindi questa è la prima volta ufficiale di Tommaso Ragno all'Hot Corner. Benvenuto. Grazie per avermi finalmente. invitato. Grazie. Qui era un po' che ti stavo dietro e ho detto Tommaso Ragno all'Hot Corner. E noi amiamo molto quello che fai, poi vabbè la cosa di Fargo, fantastica. E quindi essere a Venezia poi qui con 2 film, che effetto ti fa? Tipo Mezza Pesa e Paolo Virzì, insomma 2 voci sai, è un importanti. privilegio perché, voglio dire... Non è che capita tutti gli anni che uno dice... No, anzi può anche non capitare mai. Esatto. Quindi, e poi tra l'altro quest'anno è stata una fortuna anche col Festival di Cannes, con Nostalgia di Mario certo, Martone, tu sei fatto... poi questo, diciamo, come si facesse... Cannes Venezia in 4 è Quest'anno proprio... sono per un attore la Champions League, come andare in Champions League e giocarsele tutte. Cannes Venezia diciamo, è, la sensazione è quella, è. no? Ma soprattutto anche la bellezza e anche la necessità del fatto che ci siano i festival, proprio, al di là dell'aspetto piacevole, Certo, che sono giorni di passerella, di celebrazione, celebrazioni dove si va, però si va, è veramente una festa, e il fatto che si raccolgano tante persone in un luogo, in un tempo specifici, isolati apposta, creare quel tempo lì. Soprattutto oggi poi, sì, no? Secondo me sì, perché io non ho la retorica della sala cinematografica, assolutamente no. È bello vedere i film nella sala cinematografica, ma soprattutto è bello vederli per la qualità. Ecco. Certo, Poi, perché se tu lo vedi così, sì, guarda, io non voglio aprire nessuna dibattito non me lo posso filosofico e neanche filologico perché, su... no, nel senso, ma non solo non me lo posso permettere, ma non è una cosa che voglio dire, quando si è stati in casa chiusi 2 anni per vedersi lo schermo, quello ci ha salvato. Quello c'era, insomma. Esatto. Cioè, però il fatto che si possa tornare così, tra l'altro c'è tantissima gente, tantissime persone, rispetto agli ultimi 2 anni, tanti giovani, tanti ragazzi. Io ho incontrato tantissimi ragazzi, voglio dire, è una cosa meravigliosa. Tanto poi alcuni sono qui per Harry Styles, altri per Chalamet, altri per i film normali, insomma. Certo, una festa veramente, e quindi spero che non scompaiano mai i festival. No, per questo dico che veramente... Sì, tra l'altro l'altro giorno è stato qui Alberto Barbera che faceva un bilancio e anche lui era molto contento del pubblico, proprio delle persone normali, al di là degli addetti ai lavori, perché poi il cinema uno lo fa per quello. Sì. Senti Tommaso, andiamo ai film, partiamo da Pippo Mezza Pesa. Che set è stato? Tu fai una parte bella tosta, poi a fianco quello di... Guarda, con Pippo avevi già fatto qualcosa o no? No, l'avevo incontrato per un altro provino tanti anni fa, ma insomma non se n'era fatto niente per me. Ma guarda, io metto in relazione già il fatto di poter essere su un set in generale è sempre molto sorprendente per me. Sì, perché a me succede ogni volta io faccio anche molto teatro, però sì, in questi ultimi anni mi è capitato più spesso di stare sul set. Mi è capitato, è accaduto così. Quindi ti meravigli ancora del set? Non solo mi meraviglio, ma mi meraviglio che continuo a fare questo lavoro, perché a me sembra che ogni volta chissà se lo rifarò ancora, hai capito? Cioè ogni volta dici adesso chissà se mi beccano questa volta. Sì, chissà se lo farò ancora. Ragno. Perché l'aspetto per carità... ormai sei... dai. Quale... Sei in Champions, nel senso che comunque ormai sei uno degli attori migliori che abbiamo in Italia, cioè ti abbiamo amato, ti abbiamo visto. Beh, sai che una volta non c'era ancora la temperatura percepita, no? C'era la temperatura reale. Sì, è vero. Adesso tu vai a vedere su temperatura reale e temperatura percepita, quindi noi stiamo parlando di temperatura probabilmente percepita, perché poi quella reale è un'altra, poi quella percepita, sai, cambia in continuazione, quindi è fluttuante, no? Magari qui, adesso non so, adesso sì, dipende dal tasso di umidità, magari oggi sono 22-23 gradi, si sta bene, proprio quindi, temperatura perfetta. Ecco, mi sento di risponderti, ormai diciamo, da quassù o da qua giù. Si sta bene. Diciamo si sta bene. Ecco. No, a parte gli scherzi, sono capitate soprattutto delle cose in relazione proprio anche alle cose che mi è successo di fare. Hai messo delle cose in fila bellissime, da Fargo, Martone, 2 film. Sì, appunto, è stata una cosa, insomma, mi sono davvero sorpreso e credo anche che alla comparsa delle cosiddette piattaforme, perché poi in Italia è andato in onda su Sky Fargo, e continua a fare il suo giro sullo streaming.
Beh, il fatto che io abbia potuto trovare avere la possibilità di andare negli Stati Uniti a fare Fargo, non so se una volta ci bisognava essere già delle star per andare Beh negli Stati sì, Uniti, comunque sì, capito? c'era un altro tipo di percorso, Esatto, vero? un altro tipo di percorso, quindi un signor nessuno che è preso in un cast di Che quella, cazzo, di che quella di esperienza è fan. stata quella? È stata un'esperienza, guarda, te la devi immaginare come quando da bambino ti sogni di vedere Topolino, vai a Disneyland e trovi, però attenzione, non, io credo che per tutti noi il cinema americano abbia un posto particolare proprio, Certo, no? anche nell'immaginario, Ecco, no? sì, appunto. Eh, per cui si è realizzata, si è realizzato, ma neanche, sai, quei sogni che dici, vabbè, lo metto negli impossibili, oppure nella Che prossima magari... vita, o il prossimo... Quindi, quando ti hanno chiamato e te l'hanno detto? No, beh, sai, non si... Tu hai fatto il provino prima e Sì, poi sì, ho fatto un Poi quando provino. ti hanno preso che hai detto? Ma guarda, è come se ti dicessero, io ci sarei andato a nuoto, arrivato, e l'avevo fatto pure gratis. E Certo. invece no, Ti ci hanno portato mi il ci hanno volo... portato, quindi... Vabbè, quindi è gratificante, No, ma insomma, poi sai, è bellissimo. capitato poi in un'età in cui io queste cose non me le aspettavo mica più, nel senso che comunque a me sembra che il cinema sia molto strano in questo senso per gli attori, eh, perché È schizofrenico. sì, è schizofrenico, nel senso che, Cioè, ti esatto, ama e ti sì, ripudia. eccetera, no? Non è detto che è una continuità così come magari quando si fa teatro, che invece no, però non lo so, io posso dire quello che voglio, no, magari si è verificato. Diciamo che in questo momento, per una Eh, serie di sincronicità di un certo tipo, è capitato di fare, però anche quando magari non era Fargo, quando magari muovevo i primi passi su un set, non è che capissi chissà che cosa. Eh, te la vivevi. sì, ma anche imparare a fare un provino, anche imparare a stare sul set, che hai fatto molto più, come si sa, di più. C'è un sacco da aspettare prima di Certo. girare. Eh sì. Io È quello non, frustrante per rispetto al teatro, no? Il cinema, non lo o so no? se guarda, lo può essere allora, il fatto che tu quando fai teatro hai un contatto umano immediato. Certo, Il c'è fatto, una reazione che ti sì, il arriva. fatto tecnologico invece al cinema è l'artificio tecnologico, i cavi, le macchine, le luci, eccetera. Sì, essendo la recitazione più parcellizzata, Esatto, proprio più centellinato, sono quasi sì, tutti eccetera, ti dei... fermi, ricominci, eccetera, così è chiaro che, anzi, se vuoi, ti prende moltissimo dal punto di vista proprio fisiologico quando lo fai e ti restituisce poco al momento, di farlo, proprio quando, come se stai Certo, facendo una performance. mentre dopo ti arriva dopo, Mentre col diciamo. teatro ce l'hai immediatamente, quindi quella cosiddetta scarica di adrenalina che hai ogni sera e che ti rende, non dico dipendente, ma ne hai bisogno. Però sì, quasi come i musicisti quando salgono sul palco per il concerto, no? Sì, Poi quando esatto. finisce il tour, Esatto, esatto. Guarda, c'è sempre un esempio bellissimo che non mi ricordo chi ha fatto, ma in realtà la recitazione è sempre, cioè, supponi che c'è basket e calcio, sì, c'è sempre una palla in mezzo e quella è la recitazione, ma usata in modi diversi, sì, sì. quindi diciamo, capito, Certo, se totalmente. pensi come a un Sì, sì. set di basket assomiglia molto Ma di se più. adesso arrivasse uno e dice Tommaso Ragno, cinema, teatro, TV, devi sceglierne uno e basta. In questo Da momento oggi fino alla fine della tua carriera solo uno, forse il cinema, a sceglieresti il cinema. sì, però guarda, Il teatro pure ti ha dato tanto. sì, certo, Cioè, certo. Ma vedi, allora, no, la mia è una risposta. beh, cinema adesso Sì, dici, perché no, poi ma sai comunque... cosa? Io credo che in qualunque luogo, anche quando sto facendo un provino, ho la possibilità di esprimere, cioè di usare le, le qualità, insomma. Certo, anche tutto quello che hai accumulato. Sì, quindi anche guarda, no, in realtà è una risposta che è parziale ed è pure mezza scema come risposta, perché Vabbè, del momento, diciamo, sì, oggi è del diresti cinema, momento, domani forse magari sì. dici teatro, Eh dopodomani... sì, esatto, no, insomma, dovunque sia data la possibilità di esprimere, ma anche sai che cosa, in relazione a un contesto dove stai, no? Non separato Certo, dal contesto, perché sì, a me piace fare il mio lavoro, ma è anche come in questa situazione del festival e vedere quanto
desiderio c'è, no? Di crearlo dentro un contesto. Quando noi durante la pandemia, intendo noi come Sì, sì, categoria, e tutte le categorie che hanno a che fare con la relazione, proprio con l'interazione immediata, siamo spariti dai marciapiedi, ma quello sì, è mancato molto dal punto di vista proprio fisiologico. certo. Eh, Vedi, anche adesso siamo qua a parlare, un privilegio, no? Io Sì, sono sì. qua a parlare del mio lavoro, cioè a chi va a chiedere a un tabaccaio che cosa pensa del suo lavoro, eccetera, no? Esatto. Eppure lavora anche lui col pubblico. Ora, è chiaro che, Che è la parte che ci è mancata di più cioè, durante la pandemia, proprio la condivisione, no? La sì, comunicazione, la certo, collettività certo, anche, che certo, il sembrava mio una lavoro brutta parola, si completa invece... con chi lo vede, Esatto, totalmente, assolutamente, altrimenti totalmente. io... Eh sì, se rimani là e dici, Sì, vabbè, per questo ti lì. dico cinema, sì, ma che poi lo vadano a vedere, Certo, perché se no capito? rimane così. Sì, o così Certo. anche teatro, però che lo vadano a vedere. Sì, E certo. guarda, sai che cosa? Io quest'anno ho avuto la fortuna di fare uno spettacolo che ha avuto un successo di pubblico notevole, perché era proprio dall'uscita dell'ultima fase di clausura del Qual Covid. era? Era M, il figlio del Ah, secolo, certo, come no. con la regia di Popalizio Scurati, al Piccolo. da Scurati. E abbiamo avuto il pieno tutte le sere, sia a Milano che a Roma, che sono le due città dove l'abbiamo fatto. E era uno spettacolo di quasi 3 ore, e quindi vedere le persone in platea con la mascherina che si prendevano 3 ore di spettacolo, di quella energia lì, beh, guarda, Beh, no, ma c'è cioè, qualcosa di profondamente, di civilmente, intendo dire, commovente, come una società civile davvero si riunisce nel posto insieme. E guarda che non voglio fare la retorica no, no, e però tu metterci la dici, questi pesantezza. pagano un biglietto, stanno lì Sì, 3 ore con la esatto, mascherina esatto, sulla vengono di faccia, cioè. colpa, capito? Sì, No, sì, no, c'ha valore quella roba lì. Senti, sì. con Virzì com'è andata invece? Con Virgì, beh, io avevo già fatto la pazza gioia con lui, e Ah, in certo. questa occasione mi è successo appunto di fare un'altra cosa con lui, e è andata bene, perché, bene, voglio dire, nel momento in cui non so come sarà col pubblico, però eh, lo amo molto, perché c'è una caratteristica che mi piace molto dei film di Paolo, per l'umanità che lui rappresenta, che non si mette mai al di sopra, non li sbeffeggia mai, Non li giudica non li neanche. giudica mai, cioè che la vita fa schifo si sa già. No, ma la commedia Sì, sì. È vero, non è mai mostra... giudicante Paolo, sì, No, è non è vero, mai c'ha dei... giudicante, non si mette né al di sopra né al di sotto, si mette allo stesso livello dei personaggi, e Sì. io questo lo trovo un atto, cioè, quando un regista cosiddetto, tra virgolette, di commedie, va bene? Va bene? Parlo solo come di genere, perché Certo. Sì, è sì, beh, solo poi è per limitante, capirsi, ma certo. non è così. E beh, non ci sono storie. Io mi ricordo il Capitano Umano, Sì, Ferie d'Agosto, ne abbiamo Ferie parlato con d'agosto, Paolo proprio, proprio qualche mese fa, ecco, che... vabbè, insomma, Cioè, no? Eh, Anche la capacità di mostrare i nuovi mostri eh che sì, siamo esatto, diventati, esatto. e lo fa con una... Beh, intanto con la commedia poi è anche molto più difficile, secondo me. E quando parlo di commedia io non mi riferisco alla commedia per ridere, poi se commedia drammatica, No, no, beh, insomma, certo, a poi grande scuola quell'alternanza. della commedia all'italiana, insomma, no? Non è che con Dino Risi poi si... No, esatto, Cioè, esatto. Poi è un regista che amo moltissimo, ridevi veramente. e dopo il minuto dopo ti vergognavi o della risata Eh, oppure dicevi, ma perché rido? Esatto, guarda, quest'estate ho rivisto Il Vedovo con Alberto Sordi, Ah, Franca Valeri, di Dino Risi, che è un film molto feroce. ferocissimo. Ma Quindi, cosa affetta a Milano questo calz? Ti ricordi che gli chiedevano Mamma, sempre? quei Ma cosa affetta a cretinetti, Milano? Terribile, cretinetti, è un no, guarda, film terribile, terribile. Come terribile. a me è capitato di rivedere Non di Risi De Sica, Il Boom, è un film di una cattiveria, ma una cattiveria allucinante proprio. Sì, sì. E quindi quella poi, vabbè, la grande scuola, infatti Sì, sì, no, per Virzì me è un la gigante, guarda. riprende. Sì, sì, sì. E Risi, visto Risi che ne hai rimane lì, parlato, per anzi, me sì, sì. rimane... Ma è una vita difficile, mi è capitato di rivedere ancora una volta per l'ennesima, perché comunque è una vita difficile, c'è dentro, no, tutta l'Italia degli ultimi 70 anni, i nostri vizi, virtù, ma anche il personaggio che poi Sordi amava di più, no? Che in realtà era il contrario di quello Sì, che dell'italiano medio. sì, Sì, sì. Magnozzi. E chi è il tuo mito In che senso? attoriale? Cioè quello che ti svegli la Ma mattina e guarda, c'hai sul no, comodino la foto di... no, c'è un Olimpo.
più che... Ah, ok, c'è il Pantheon. Sì, c'è un Pantheon, e ti devo dire che negli ultimi anni, parecchio tempo, in questi ultimi anni, sono le attrici. Allora, ti ne Ah, dico una, che è Bette Davis. Allora, per dirne una, no, c'è proprio una costellazione di questi miti, perché ovviamente mi riferisco a quando io li vedevo da bambino e non sapevo neanche che questo sarebbe stato il mio certo, lavoro. Eh, Ti dico che cosa, ho rivisto di recente Eva contro Eva, All About Eve, e lo dico perché l'ho visto in inglese, con i sottotitoli. Senti, ma sai che recitavano? Era tutto timbrato, non c'era nessun naturalismo, c'era proprio, a parte la lingua ah, cioè inglese tu che è dici, formidabile, capivi sì, che recitavano, nessuno voleva far finta che non esattamente, recitasse. cioè era dichiarato. Voglio dire, è come se stessi davanti a un quadro di Caravaggio e quello dice è un quadro, non è una fotografia. Ora è chiaro che gli elementi naturalistici ci sono in un Certo, film perché è proprio la natura del film, cioè ti riproduce un'altra sì. realtà. No, c'è anche una piccola parte di Marilyn Monroe, Esatto, cioè. sì, sì, esatto. E che cosa voglio dire con questo? A parte che con la lingua inglese, sembra che recitare con la lingua inglese sia veramente, forse la prossima vita, ecco, forse vorrei rinascere, Inglese sì, o o australiano, americano. insomma, Ah, comunque ok. dell'area anglosassone, perché, no, è parziale, però diciamo è veramente una lingua molto bella Per per recitare. recitare, sì, 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 ma Beh, non a caso Shakespeare, insomma. sì, appunto, perché sì, non era una lingua letteraria, era una lingua di quella che si parlava allora, capito? Non era la lingua di Dante, che era una lingua scritta. Però, vabbè, quando la leggi è fatta per essere detta, Certo. vabbè, i canti letti da Carmelo Bene, da Benigni, ma da tantissimi altri autori, senti il ritmo della tua lingua, che è una lingua fatta. Io parlo dello sviluppo che la lingua inglese ha avuto, che è stata andata di pari passo con la vita che si viveva allora. Con la società. Quindi cosa voglio dire? Scusa che mi perdo. Ah, ecco, quindi c'è una questione. E perché ti dico le Eh. attrici? Quindi Bette Davis, Catherine Hepburn, cioè tutta quella Sì, mi generazione di... piacciono molto. Poi si arriva a Kate Blanchett, Sì, naturalmente, o Kate certo. Anche Blanchett John o Meryl Streep. Crawford. John Crawford. Sì, sì, sì. Ah, cioè tu dici proprio da lì... Allora, ti dico per questo, perché comunque quelle di allora erano veramente dive. Non facevano nulla per mettersi a livello del pubblico come oggi, no? Perché è cambiata Vero, proprio la vero. percezione. Non che questa cosa sia No, 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 senza giudicare, peggiore, però no, assolutamente sono due cose assolutamente. diverse. Però nel ricordo mitico di quando ero piccolo, la loro irraggiungibilità ne faceva proprio delle divinità, Esatto. no? Nel senso, proprio veramente, ma Che è la sintesi, quello che stai dicendo, però anche, ne parlavo proprio l'altro giorno anche con Barbera del mito, dell'importanza del mito nel cinema, cioè una volta, no? Pensiamo che a Paul Newman, Redford, erano... esatto, Quello però nutre il mito e anche il pubblico, nel senso che poi tu avevi questa fame proprio di... perché poi ovviamente le informazioni erano minori, non è che tu andavi sui social e vedevi la foto, esatto, e però questo poi quando entravi in sala amplificava la esatto, magia, perché sì. apparivano, no, quasi come delle divinità Sì, proprio. e pensa, sì, aggiungo così al corollario di quello che stai dicendo proprio anche il senso di attesa, no? Quindi che ti Esatto, produce esatto. immaginazione, una proiezione a tua volta prima ancora che il film sia cominciato. Che il senso di attesa è l'opposto di quello che oggi non abbiamo più, perché noi quella Guarda, roba oggi lì non... passavo davanti al Palazzo del Cinema, no? È arrivato Harry Styles, no? Eh sì, Sentire quelle urla, sì sì, urla, cioè. no? Quella forza Sì, erotica sì, sì, sì. perché è appunto il punto estremo del canto, se Certo. vuoi, l'urlo, era meraviglioso. Sì, anche io mi È commuovo. meraviglioso perché Perché è la sintesi del tutto alla fine, no? È la sì, sintesi di questa roba qui, cioè sì, è qualcosa, no? Sono tante vite parallele che uno vede, no? Perché ti piace Harry esattamente, Styles? esattamente. Sì, no, perché per i ragazzi adesso Harry Sì, sì, ma come Styles, noi Bowie, come Bowie, noi, che Duran so, gli Duran, due, eccetera. esatto. Cioè, Cioè il io meccanismo poi è sempre quello, nonostante siano cambiati sì, i tempi, sì, no? sì, sì. Simon Le Bon era esattamente Quindi Harry esatto, Styles. quella irraggiungibilità non era una cosa sdegnosa di noi comuni mortali, era proprio una No, cosa, no, anzi, no? no, era l'alimentare un sogno che poi a noi ci faceva vivere meglio. Sì,
fondamentalmente. Sì, e poi poi- pensa che io non posso immaginarmi fasi della mia vita senza quelle Cioè, cose lì. ma oggi Anche tu ce n'hai uno di quel livello lì? Un mito vivente che... o no? nel mondo, ma Che tantissimo. può essere una rockstar, cioè Sì, chiunque, eh? Perciò hai uno che dici, quello lì. Cioè ce l'hai ancora qualcuno che ti fa quell'effetto lì oggi, come quando appunto, come quando vedevi Simon Le Bon, o che ne so, Joe Strummer per esempio, no? guarda, in questo momento che me lo chiedi proprio, non mi vengono in mente. Beh, forse Nick Cave per me. Ecco, per esempio Nick Cave genera quel tipo di, no? Sì, E poi è una figura sì, anche, oltre che sì. affascinante, anche cioè, che non si riesce mai a mettere a No, fuoco fino in esatto, ora fondo. non me ne vengono in mente altri, No, no, quindi, però, cioè, però l'origine, esattamente. insomma, sono Bowie, ma come per tanti di noi, no? Sì, sì. Non dico niente di speciale, però Però sono figure che necessarie, cioè sembrano dei no, corollari, no, invece sono no, necessarie io non proprio. riesco a immaginarmi, sai come dice il Esatto. finale di, mi viene in mente, di Te nel deserto, no, sì, il Te nel Sì. deserto, nel film, c'è Paul Bowles proprio alla fine, proprio l'autore, Ah, che appari, sì, 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 è vero, è compare vero, è vero. quando arriva la protagonista e gli dice una cosa meravigliosa, che ci sono certe giornate, certi pomeriggi di pioggia senza i quali la nostra vita non sarebbe stata possibile, non sarebbe possibile, no? E c'è un velo di malinconia che è ciò che rende bellissima la bellezza sia di quel film che in generale, perché è quella cosa, non so come dire, la bellezza ha qualcosa di malinconico e adesso che te ne parlo, nel Mm. ricordo, questa bellezza si tinge di malinconia, ma non per un tempo perduto di cui sono nostalgico, no, no, è, è come voltare il capo indietro, io non dico vorrei ancora, può restare così, anche in, in quella lontana... Guarda, ti faccio un esempio più banale, Vai. quando si arriva a Venezia, o ce ne si va da Sì. Venezia, e si vede lungo il canale ai lati queste costruzioni, no? Sembrano generate dalla natura a immagine umana. Quelle che dici, sono talmente naturali in questo È luogo, vero. no? E ti rimane sempre questo desiderio. Desiderio e nostalgia sono due cose, secondo me, a mio avviso, molto simili. Sai quando si prova nostalgia già nel momento in cui ti incontri, succede con gli amori, Sì, sì, è vero. proprio hai già nostalgia nel momento stesso, Perché sai che non ci sì, sarà che poi, non prima o durerà poi. per sempre. Questo gli dà una forza ancora malinconica proprio per quello, perché credo che acquisti maggiore potenza. Poi per quanto ne so potremmo andare avanti quanto Sì, sì, è un sì, però argomento che a me è... piace molto, ecco, mi tocca moltissimo, ma Ma... non so neanche perché. perché forse è il senso, no, della vita anche. Ma qual è il tuo film preferito invece? Il film da Isola Deserta che ti porteresti... Sicuramente Apocalypse Now. Ah, a proposito di miti. Sì, perché è un film che ho rivisto molte volte. Sto facendo torto ad altri film, sicuro, ma cerco di risponderti. C'è anche l'otto e mezzo. Guarda, se tu mi chiedessi anche degli attori, farei Sì, sì, dei una torti a lista, tutti, però... certo. E poi no, però chiedimelo, perché magari Apocalypse Now perché? eh Per beh, Kurtz, perché è un per tutta... racconto, a parte il fatto, sai che c'è un bellissimo documentario che poi ha fatto la moglie di Certo, Coppola su quello che è stata la Eleanor, storia di quel film, no? Heart of Darkness. E quindi tutto quanto, esatto, e quindi tutto quanto in epoca dove c'era senza Analogo, digitali, senza certo. CGI, e quindi il rischio che quel film ha comportato per tantissime persone. Il racconto è quasi un viaggio parallelo dal regista attraverso Sì, quel sì, esatto, perché si film. stavano smarrendo tutti e due. Cioè, Esatto, Coppola stava facendo la fine di Willard praticamente. esattamente. E queste sono cose che ho capito rivedendo la cosa, no? Perché vedere un film è rivederlo anche in un certo senso, ma non soltanto perché dei particolari li puoi apprezzare meglio la seconda o terza o quarta volta, perché sono opere che poi continuano dentro di te nel tempo. Esatto. E questo E che poi a differenza dell'età in cui le guardi cambia tanto. Cioè Apocalipse Now che se vedi a 20 anni ha un significato, a 30 esatto, un altro, cioè totalmente diverso. Cioè a sì, 50 esatto, già io l'ho rivisto, ti parla della morte, della fine, di qualcosa di ineluttabile, no? sì, Che a 20 anni io sì, avevo sì, visto sì, gli elicotteri, no? Il Vietnam, tutta la cosa di sì, guerra, sì. Poi che sai, alla fine sembra quasi poi la cornice per raccontare, no?
sembra il Vietnam, poi ripensandoci poi sembra solo la cornice per poi raccontare la storia di un uomo e il viaggio, no, di questo Ulisse che Sì, attraversa, esatto, no? esatto. E per È esempio, pazzesco. no, ma è pazzesco, ne possono dire tante, veramente tante. Però perché quello comprende davvero anche, mi è venuto in mente quello perché poi tra l'altro l'ho rivisto recentemente ancora, ma perché contiene l'aura del mito, anche Eh quello. sì, Ora, eh voglio sì. dire, non è che senza aura del mito è un film, No, no, non no, me lo però porto quando sull'isola Brando si deserta. passa la mano sulla pelata, Ma è... esatto. è il tutto. Però ho detto uno facendo Sì, torto sì, agli altri, ma assolutamente. che sembra una Senti cosa... Tommaso, per chiudere dove ti vedremo? Poi vabbè adesso siccità Allora, e in questo ti mese mangio... escono i film di Pippo, esatto, escono in Ti mangio sala il poi. cuore e in sala sempre Siccità, Siccità il 29 settembre e ti mangio il cuore. il 22 Ah settembre. vabbè, quindi per 2 settimane abbiamo Tommaso Ragno 1-2. Anzi, ci sarà una settimana dopo in cui c'erano 2 film con Tommaso Ragno in sala. Sì, Va bene, no? sì, c'è un po' di inflazione. No, va benissimo. A noi piace così, Tommaso Ragno Lot Corner, grazie mille Tommaso. Grazie a voi, grazie per avermi invitato.